importante che svolge al fine, un consuntivo di questa sua esperienza come assessore agli enti locali. Un'esperienza davvero esaltante che ho svolto col massimo di impegno a servizio della mia terra, con grande onore, l'onore appunto di servire la mia terra, cercando di fare il massimo. Ho cercato di essere vicino ai comuni, di dare ascolto ai comuni, avendo la consapevolezza di tutte le difficoltà che oggi i comuni vivono, la consapevolezza dei problemi di natura finanziaria, dei problemi di natura organizzativa. Penso che abbiamo fatto cose importanti, abbiamo sbloccato diversi finanziamenti, chiaramente nei confronti del nostro territorio, della provincia di Agrigento, abbiamo sempre cercato di fare il massimo. Abbiamo sbloccato, dicevo, tanti altri provvedimenti di carattere organizzativo e amministrativo che riguardano tutta la macchina della regione siciliana, un lavoro che dovrà essere continuato, un bilancio assolutamente positivo, svolto con grande passione e amore. Proprio ieri avete fatto gli ultimi provvedimenti con Musumeci? Sì, c'è stata un'ultima giunta di governo con la quale si sono sbloccati anche diversi fondi. Quello di questi anni è stato anche un periodo nel quale si è da un lato proceduto a un risanamento finanziario, dall'altro lato sono stati anni nei quali la pandemia ha messo a dura prova l'economia siciliana, e quindi è stato un momento di dover riguardare tutte le poste in gioco, le poste che c'erano da un punto di vista economico e finanziario, per riuscire a dare una risposta anche a questa emergenza. Devo dire che oggi occorre un impegno ancora maggiore per affrontare questa crisi economica internazionale che sta mettendo a dura prova l'economia dei nostri territori. Oggi anche il risultato elettorale importante che raggiungiamo ad Agrigento e in Sicilia è il risultato di una classe dirigente che, nonostante i problemi, è ogni giorno pronta ad ascoltare e a fare propri i problemi dei cittadini, cercando di dare soluzioni, cercando di offrire soluzioni di governo, con la consapevolezza, con la responsabilità di volere affrontare le questioni che oggi sono davvero difficili. La vittoria di Schifani sembrava scontata, infatti lo è stato, però è stata dura anche per gli avversari. Ma assolutamente sì, devo dire che il presidente Schifani ha avuto la capacità di attorno a sé rappresentare un progetto di unità. L'unità del centrodestra ha fatto sì che quindi vincesse un progetto per la Sicilia che avesse la responsabilità anche di affrontare i populismi che in campagna elettorale chiaramente sono stati rappresentati da altre forze politiche che hanno avuto anche risultati elettorali da considerare, e che però che bisognerà comunque questi dati averli sempre a mente, quindi avere a mente da un lato il dato astensionistico che c'è stato, perché quando in Sicilia come nel resto del paese comunque più della metà degli elettori non va a votare, è un campanello d'allarme importante che per chi fa politica pone delle riflessioni, e quindi da un lato la necessità di dover ampliare la partecipazione al voto, quindi riuscendo a tutte le sacche che ci sono di malcontento, e purtroppo ci sono, a farle rientrare all'interno della democrazia rappresentativa, per cui ogni cittadino si deve sentire rappresentato, e quindi superare e recuperare chi oggi ha sfiducia, chi oggi non crede più nelle istituzioni e che o non va a votare oppure vota movimenti o partiti che gridano soltanto e che non offrono soluzioni di governo. Oggi governare è davvero difficile perché le risorse finanziarie sono limitate, perché i problemi sono enormi, i problemi di organizzazione soprattutto, però questo bisogna spiegarlo, bisogna farlo comprendere e insieme
occorre progettare soluzioni che diano prospettiva, soprattutto sviluppo alla nostra terra, perché dallo sviluppo economico chiaramente viene fuori anche un miglioramento delle condizioni di vita delle nostre città, dei nostri territori, dei cittadini, e quindi un miglioramento complessivo della vita della nostra terra. Come assessore agli enti locali avete gestito questo momento elettorale, che abbiamo visto appunto 3 momenti elettorali, regione, nazionali, Camera, Senato, insomma è stato un momento impegnativo anche, no? Assolutamente sì, ma devo dire che c'è una macchina organizzativa in capo a poche persone che però hanno una grande esperienza, anche una grande conoscenza, competenza. Ecco, per esempio, la Regione Siciliana oggi si trova in una condizione in cui occorrerà continuare il percorso che noi abbiamo aperto, che è stato quello dei nuovi concorsi, perché ha bisogno di nuove energie. Alle competenze che ci sono devono seguire le nuove energie fresche, intelligenze di giovani che devono entrare all'interno del meccanismo e del circuito istituzionale. In questo senso occorrerà, ma già ne abbiamo parlato col Presidente Schifani, occorrerà andare a modificare il rapporto con lo Stato, che poneva dei divieti rispetto appunto alle assunzioni, per ridare nuova linfa alla macchina amministrativa regionale.